Governo al lavoro sulle riaperture, libera circolazione nelle regioni di residenza, ecco quello che potremo fare da lunedì. In corso confronto tra esecutivo e regioni, documento dei governatori per ripartire in sicurezza. Ecobonus al 110% e diffusione dello smart working, cosa cambia con le misure a sostegno di imprese e famiglie. Marghera, rogo in una fabbrica chimica, 2 operai ustionati, colonna di fumo nero, rischio inquinamento. Covid-19, quasi 5.000 guariti in un solo giorno, 242 i decessi, al minimo il rapporto contagi tamponi. Distanziamento e sanificazione, i negozi si riorganizzano, accessi contingentati, la prova degli abiti con mascherine e guanti. Ha regalato emozioni con talento e con coraggio. Addio a Ezio Bosso, pianista, compositore e direttore d'orchestra, soffriva di una malattia neurodegenerativa. Mattarella colpito dalla prematura scomparsa all'estero e la carica umana nella musica, passione della sua vita. Buonasera dal TG1, l'Italia guarda alla ripartenza del 18 maggio.